Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it, oggi sabato 7 maggio. Macabro ritrovamento questa mattina a Vanzaghello, dove poco prima delle 6 sulla statale 336 è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il corpo è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l'allarme. Si tratterebbe di un giovane nordafricano fra i 20 e i 30 anni. Il corpo è stato trovato già senza vita, con segni di violenze e di bruciature e con le gambe spezzate. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale di Magenta e dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. È ormai accertato che si sia trattato di un omicidio, forse maturato nell'ambito di un regolamento di conti. Come detto, lo straniero è stato torturato, picchiato a morte e abbandonato in una piazzola lungo la strada. Grave incidente questa mattina prima dell'alba a Legnano, tra Viale Cadorna e Via Delio Tessa. Nello scontro tra un furgone e una moto sono rimasti gravemente feriti due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di 17 anni. Sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Legnano. Il ragazzo è in condizioni critiche, mentre la giovane ha riportato conseguenze meno gravi e non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 6. E ora la tragedia di San Marate. Il giorno prima del duplice omicidio, avvenuto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, Alessandro Maia, 57 anni, si era scusato con la figlia Giulia, 16 anni. Questo retroscena pone ora inquietanti interrogativi. L'uomo stava pensando a quello che avrebbe commesso o si stava forse scusando per la difficile situazione economica? A rivelare quanto il padre assassino aveva detto alla figlia, uccisa insieme alla madre Stefania mentre il fratello Nicolò è stato ridotto in fin di vita, è stato il nonno materno Giulio Pivetta, al quale la nipote si era confidata. Il nonno lo ha rivelato anche ai carabinieri che indagano sul massacro della villetta Due Piani di San Marate. Alessandro Maia si trova ancora ricoverato in ospedale a Monza, in precarie condizioni psicofisiche. Appena i medici riterranno il 57enne in grado di poter essere sottoposto al regime penitenziario, sarà trasferito in carcere. Nel frattempo, all'ospedale di Legnano verranno eseguite oggi le autopsie sui corpi di Stefania e della figlia Giulia. A Varese il mercato è stato trasferito ormai da un anno in Piazza Repubblica, un primo bilancio nel servizio di Pasquale Martinoli. Sono le 7 del mattino di sabato, quello che vedete è l'allestimento del mercato in Piazza Repubblica. Inizia un'altra giornata di mercato ambulante, come tante sono state in questo primo anno di ritorno delle bancarelle nella piazza dove il mercato c'era stato fino a mezzo secolo fa. Il trasloco qui dei banchi sta dando buoni risultati, gli operatori, chi più chi meno, sono soddisfatti e il lavoro, compatibilmente col periodo di crisi, non è diminuito, anzi è cresciuto rispetto alla vecchia ubicazione in piazzale Kennedy e la clientela ora è più assortita. Questo è il lato positivo. Resta il discorso della sicurezza, questa è un'area sensibile della città, ma l'arrivo del presidio della polizia locale e il potenziamento delle telecamere dovrebbero migliorare la situazione. Le note dolenti, l'imbrattamento delle nuove panchine, l'usura già della nuova pavimentazione, fattore questo forse inevitabile col continuo passaggio dei mezzi del mercato, e un aspetto contingente, le buche che si stanno aprendo nell'asfalto sulle strade attorno alla piazza. A ridosso del semaforo di via Spinelli si è aperto un cratere. E ad Averio oggi c'è Alpi Food, importante convegno sulle eccellenze agroalimentari delle Prealpi. Presenti il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, i presidenti delle regioni interessate e le principali aziende del settore. L'intervista al governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Milano Cortina 2026, il food è anche una delle possibili ricadute e oggi c'è un'iniziativa proprio su questo. È una delle grandi ricadute. Ormai tenete conto che fra il 2006 e fra il 2016 e il 2021, il 2016 gente che si muoveva per il food
anche per il food era al 16%, adesso siamo arrivati al 52%. Questo dimostra che durante la pandemia sono cambiati anche i desideri, le necessità dei nostri cittadini. Un turismo più di vicinanza, un turismo più di prossimità, quindi anche un turismo che fa riferimento al food. Quindi credo che questo convegno sia particolarmente attuale e credo che sia importante parlarne anche in previsione delle Olimpiadi del 2026, anche perché le Olimpiadi del 2026 dovranno dare una rappresentazione globale del nostro territorio, sulle capacità, sulla tecnologia, sulle modalità di organizzazione, sull'efficienza dei servizi e degli impianti di risalita, sulla bellezza dei territori e anche, in modo particolare, sull'enogastronomia. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!